Allora, amici miei, no, perché sto anche finendo di registrare, sarà un macello. Mancano 40 secondi, il che diventeranno almeno un minuto e mezzo. Una partita folle, una partita completamente pazza, dove si parlerà dell'arbitraggio estensivamente, ed è giusto, perché sentirete la mia reaction domani, è imperdibile. E vi dovete iscrivere al canale, non solo a questo ma a quello del gaming, dove mi hanno dato un rigore inesistente in un videogioco. È una cosa rarissima, il videogioco è perché tutto è organizzato, quindi e in quel caso però De Bruyne lo sbaglia quel rigore là, e io attenzione, bravo Juan Jesus, frattesi, niente. Juan Jesus, una partita enorme, gigantesca, con tutti i dubbi che potevamo avere con il doppio centrale mancino, ma è bellissimo tutto ciò. Oggi si gode, e si gode a schifio, perché è vero, per me si può, ridono, da Oriali quanto è bello. Si gode a schifio perché rigorinissimo quello di Lorenzo, e ne voglio parlare, ne vorrò parlare. Rigorinissimo, e adesso vi spiego che cosa vuol dire e che cosa significa. Ma al di là di quelle che sono le decisioni arbitrali, perché è un arbitro tremendo e ne parleremo estensivamente, è finita! Lasciate il like immediatamente, 1926 like, non voglio discussioni. Oriali è bellissimo, Jacqueline è bellissima, e parleremo di altre cose. Vi dovete iscrivere al canale. Stop recording e continuo qua. Signori, Conte ha vinto lui. Cioè, poi si potrà dire quello che volete. Io sono stato il primo che ho detto, non lo so se mi convince questo falso a 9, Lucca lo deprimi, eccetera, eccetera. Neres, quel lavoro che doveva fare al venire fuori e a mandare dentro le mezze ali, l'ha fatto, e lo ha fatto molto bene. Non è stata una partita eccezionale di Neres, perché ci sono state delle sbavature, delle cose che poteva far meglio sicuramente. Però, se vai a vedere nel gol di Anghissà, Neres fa proprio quello che deve fare, di sponda veloce, quello che un Lukaku avrebbe fatto, il miglior Lukaku della sua carriera avrebbe fatto. Questo, tornando indietro, il gol che fa McTominay non ha alcun senso, e là è bello che Spinazzola vede l'inserimento centrale di McTominay, insomma senza punti di riferimento, e l'Inter è andata in difficoltà, e godiamocela. Poi faremo un'analisi estensiva per capire se questo è un momento dove devi giocare così, dove vuoi giocare così, dove puoi continuare così, o se poi quando torna Højlund, chissà, quando torna che cosa faremo, perché questa potrebbe essere un'altra idea, un'altra arma da utilizzare con parsimonia, perché poi si impazzisce, perché nel primo tempo loro a un certo punto ci hanno messo in grossa difficoltà, dobbiamo dirlo. Penso specialmente nel finale del primo tempo hanno avuto parecchie occasioni, la traversa di Bastoni, il tiro di Çalhanoğlu parato, Lautaro che tira fuori, il colpo di testa di Dumfries che prende il palo. Insomma, l'Inter ha avuto le sue occasioni, però anche il Napoli. È chiaro, voi volete parlare del rigore, dovete aspettare. Dovete aspettare un pochino, perché devo parlare delle prestazioni individuali. Io devo andare a lavorare adesso, per questo chiedo scusa, non si può fare la live. Prestazioni individuali di Lorenzo, che è stato lui ammonito, perché poi, ve lo dico già, io ero convinto fosse stato ammonito Gilmour, perché quel fallo poteva meritare l'ammonizione, solo che l'arbitro aveva concesso il vantaggio all'Inter dopo un fallo di Di Lorenzo là vicino. Era un fallo che non meritava l'ammonizione, quello di Di Lorenzo, ma l'arbitro già si era fatta l'idea: quello è un fallo d'ammonizione, lo ammonisco dopo, appena l'azione finisce. Quindi l'azione era finita, ma per me era molto più fallo da giallo quello di Gilmour che non quello di Di Lorenzo. Intanto tutto il mondo pensava che fosse stato ammonito Gilmour, e sarebbe stato assurdo un Gilmour che sa di essere ammonito fa quel fallo che si abbraccia da ammonizione. Quello è un fallo adorabile che chi mi segue sa, io adoro quando tu spendi il giallo,
ti fai il sacrificio, è un sacrificio che fai, perché poi vai in somma di ammonizioni, devi giocare tutta la partita più attentamente, devi spendere il giallo, quando sei superato e se ne stanno andando, devi fare fallo anche se ti ammonisce. Quindi Gilmour là, adorabile nel sapere, io non sono ammonito, mi prendo l'ammonizione e l'azione finisce il primo tempo. Quindi grandissime polemiche sotto quel punto di vista e sono con voi, tifosi dell'Inter, mi dispiace che voi pensate che io me lo dica, no, per me quella cosa là l'arbitro non l'ha letta bene. Doveva essere giallo per Gilmour, poi non ci sarebbe stato il secondo giallo per Gilmour perché Gilmour non avrebbe fatto quel fallo là. Gilmour che però non mi ha fatto impazzire nella sua prestazione, purtroppo è uno di quelli meno positivi. Buongiorno sta ritornando in una forma migliore. Vogliamo parlare del gomito? Possiamo parlare del gomito. Il gomito è coperto da tutta la sua zona di schiena, è innaturale, quello sta andando di testa, non è innaturale, però è largo e tu dici lo devo dare per forza. No, perché ci avete spiegato che se il gomito sta qua e poi avresti preso il resto del corpo, non influisce, quindi come fai a toglierti il gomito? Quel rigore per Çalhanoğlu, bel tirato bene, bello, mi ha sorpreso, l'ha tirato ad allargare. Viene dato perché era rigorino quell'altro e quindi nel momento in cui sono successe cose inaccettabili, perché se io fossi stato tifoso dell'Inter probabilmente avrei detto che rigore hai dato su Di Lorenzo, poca roba, però il contatto c'è, quindi il VAR non può permettersi, ed è comunque intervenuto con un silent check, il VAR non può permettersi di gestire, di dire all'arbitro qual era l'intensità. L'intreccio di gambe c'è, mi dispiace, ed è da onestà assoluta. Io vi dico che per me è un rigorino, perché sono altri i rigori che non ci hanno dato in passato. Sono molto sorpreso che ci abbiano dato questo qua, onestamente, molto. Però il contatto c'è, se Mariani l'ha deciso così, mi dà ancora più sensazione che Mariani fa passare 2 o 3 secondi prima di darlo. Anche lì un pochino lento nelle reazioni, Mariani in tutte le cose. È Mariani, perché io dico Mariani, poi non lo so se è Mariani. Perché non mi interessano i nomi dei piccioni. I piccioni sono i piccioni, non mi interessa che svolazzano. A me interessa che la partita la portiamo a casa noi e magari si calmano tutti i vari Conte out che io non posso, io posso ascoltarvi, posso ascoltare l'internet che fa delle riflessioni e pone dei dubbi e delle poche certezze che stiamo avendo in questo momento, e sono con voi, ed ero il primo che oggi dice ma perché il doppio centrale Mancini? Juan Jesus ha fatto una partita incredibile. Juan Jesus ha fatto una partita pazzesca. Juan Jesus ha fatto una partita perfetta. Anche da centrale a destra lo portavano in mezzo al campo, è stato perfetto. E i pochi falli che usciranno sul suo tabellino non c'erano nemmeno. Bisogna fare veramente, qualcuno dovrebbe chiedere scusa pesante a Juan Jesus. Spina molto bene, interpretazione, ha fatto quell'errore però gravissimo nel primo tempo, però la sua interpretazione gli permette di essere terzino e di essere ala, quando poi si fa male. E andiamo alle dolenti note, perché a quale prezzo ci siamo portati questi 3 punti a casa? Che ti danno respiro, approfitti, prendi 2 punti sul Milan, fantastico, prendi 3 punti sull'Inter, fantastico, vediamo cosa succede tra Lazio e Juventus, fantastico, pazzesco, dovevano arrivare proprio adesso, nel momento in cui una vittoria, anche un pareggio sarebbe stato stretto e ti avrebbe inguaiato psicologicamente per il proseguo di questo mini ciclo pazzesco, però a quale prezzo? Al prezzo che De Bruyne sente un dolore che lo porta alle lacrime e la faccia sconvolta mi ha ricordato purtroppo la faccia di Lukaku a terra quando ebbe credo sia lo stesso infortunio, perché calci e si strappa tutto, non lo so, non lo possiamo sapere che cos'è, però bello che De Bruyne abbia incrociato, abbia segnato, ha sbloccato una partita difficilissima, ma parliamo di un infortunio che secondo me, non lo so, ma 2 mesi, perlomeno 2 mesi, credo, perché poi più c'hai un'età e più è difficile recuperare in fretta, e quindi adesso, ecco, tutto questo discorso ci porterà a una riflessione
sul modulo che verrà, perché puoi riabbassare McTominay, puoi inserire finalmente Elmas. Lang mi è piaciuto come è entrato, molto volenteroso, ci potrebbe essere un po' più di spazio, anche perché lo stesso Neres è uscito molto dolorante, proprio ha chiesto il cambio, spero fosse solo stanchezza perché ha fatto una partita di grande sacrificio, e quindi questo. Politano, Anghissà, è tornato il nostro Anghissà, al di là del gol, il gol non cambia la prestazione di Anghissà, che è stata maiuscola, però mi sa tanto che è il contrario, cioè Anghissà che fa una prestazione maiuscola, l'Anghissà in grande forma, in grande brillantezza, è quello che poi segna anche. Invece in un'altra situazione l'avrebbe tirata da qualche altra parte, l'avrebbe cercata di passare, invece oggi Anghissà sembrava proprio inarrestabile, con quella calma, pallone che spiove, boom, a terra, mi guardo intorno senza buttarla via. Quindi molto molto bene. Olivera che entra a fare la lotta, eccetera, eccetera. Fa strano, eh? KDB non entra Elmas, entra Olivera, è là. Dico la qualunque a Conte nella reaction che poi vedrete domani. Devo andare a lavorare. Mi sento male, vorrei aprire una live solamente per godere con voi, e magari la apro pure più tardi, vado in macchina, mentre parcheggio, mentre sento parcheggio, apro una live così a cazzo, giusto per leggere in sottofondo i vostri commenti. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vorrei 2000 like, non mi sembra di chiedere tanto, per una situazione di onestà intellettuale, perché non è il risultatrismo, abbiamo vinto, quindi tutto a posto. Restano dubbi sulle scelte e sulle cose, però ho rivisto una squadra che voleva vincerla, che con grande forza si è messa là e l'ha portata a casa e ha reagito al 2-1. Questo è importante, il reagire poi in un momento in cui l'Inter poteva cacciare di nuovo la capa da fuori dal sacco, e invece reagisce e si gode a schifio. Da New York ve l'ho detto, e allora lasciate i like.